Ed eccoci qua cari amici, guardate, vecchio Fiat 306, guardate, sta per salire sul carrellone che lo porterà poi alla Spezia. Eccolo qua, eccolo qua, le manovre qua di un Fiat 306, guardate qua. Speriamo qua Filippo che tutto vada bene. Ed eccoci qua il grande Giuliano, che insomma è l'ultima volta, però caro Giuliano, insomma, se ti tieni in contatto col bravo, sì, guardate qua i vetri, avevamo già detto. Ed eccoci qua, insomma, guardate qua l'amico di Stefano, che Stefano l'abbiamo un po' perso, eccolo qua, lui fa un po' le vessi, eccolo qua, vecchio Fiat 306 qua, pronto ad andare verso la Spezia. Eccolo qua ragazzi, guardate, ragazzi, ore drammatiche qua per il paese Due Ville, però la speranza è che appunto questo vecchio Fiat 306, ringraziamo anche qua il bravo Stefano, insomma è riuscito a salvarlo e gli darà un futuro, insomma, quel che conta per noi appassionati. Ragazzi, eccolo qua, Fiat 306, ve l'ho documentato, ve l'ho fatto vedere a più riprese, sono state immagini drammatiche per questo paese che abbandona un pezzo di storia, ma andrà alla Spezia. Ragazzi, guardate qua, eccoci qua le ultime immagini, insomma. Qua Filippo di qualcosa, vai lì Filippo, eccolo qua, finalmente qua, ecco. È stato salvato grazie al Marvin questo qui, grazie al Marvin, bravo Filippo. Niente, grazie a Roberto e a Filtran di La Spezia abbiamo salvato. A Sergio Meneghetti. A Sergio, che è stato lui a fare appunto il ripristino meccanico. Ed eccoci qua cari amici, il vecchio Fiat 306 appunto ci lascia. E il Marvin appunto si è fatto insomma un giorno di ferie solo per queste immagini, pazzesco. Eccolo qua, cosa? Su Marvin, dai. Ed eccoci qua, insomma, eccolo qua. E niente, qua ragazzi, niente, volevi vedere, beh, non so che qua siamo sull'oscuro, qua, facile. Mi vedi? Sì, ci sei Marvin! Niente, quello che voglio dire, sono molto felice perché grazie al video del Marvin giudicato un mezzo pazzo, perché diceva ma cosa fai? Vai dietro la ruggine, ma non hai altro tempo da fare. Mia moglie che mi ha sempre detto ma getti via soldi di benzina, di qua, di là, una perdita di tempo. Qua il Marvin, i video del Marvin sono riusciti, l'utilità insomma a salvare questo vecchio Fiat 306 destinato al 100% alla demolizione, e per fortuna che qualcuno ha ritracciato il Marvin 345 e niente, qua ricordiamo che il proprietario aveva già chiamato il demolitore. Esatto, eccolo qua. Ragazzi, qua il Marvin vi saluta, abbiamo salvato il Fiat 306 e viva insomma, il futuro c'è! Buono Filippo, ciao!